l'ordinanza fosse stata emessa già venerdì, avremmo quantomeno potuto evitare questi disguidi che comportano perdite di tempo, perdite di risorse e soprattutto una confusione per gli utenti che oggi vedono l'ufficio di San Pietro di Barbozza chiuso. Stamattina gli uffici hanno chiuso, così voleva il piano di riorganizzazione delle poste italiane che prevedeva la cessazione delle attività degli uffici postali minori e l'umore degli abitanti dei paesini di periferia non era dei migliori. Mi pensi che se l'era qua andava bene? Viene a togliere un'altra cosa in più a un paese che rischia non dico di morire, ma di impoverirsi senz'altro. Così come l'umore degli impiegati che hanno trascorso parte della giornata a mettere nelle scatole tutto ciò che doveva essere trasferito. Solo nel tardo pomeriggio però si è saputo che il lavoro era stato fatto per nulla, ma non importa, meglio così. Gli uffici non chiuderanno e anzi da domani mattina riprenderanno le loro funzioni almeno fino al 15 di ottobre, giorno in cui è prevista la sentenza definitiva. Il TAR del Lazio infatti con un'ordinanza ha sospeso la chiusura degli uffici postali minori. 14 erano quelli della Marca che avrebbero dovuto chiudere. Tra questi anche quello di San Pietro di Barbozza, 1000 anime. A risentire di un'eventuale chiusura sarebbero state anche le frazioni di Santo Stefano e Guia, che si appoggiavano a San Pietro e che sarebbero stati costretti ad andare a Valdobbiadene. 6 chilometri, non tanti per chi ha la vettura, molti invece per le persone anziane. Le utenze, soprattutto quelle più deboli, in particolar modo gli anziani, hanno sicuramente difficoltà a recarsi agli uffici postali di Valdobbiadene o di Bigolino. Un utente è impossibilitato a percorrere in bicicletta o a piedi queste distanze per recarsi agli uffici postali. Una fortuna, dicono da queste parti, che il TAR del Lazio abbia emanato l'ordinanza, una prima battaglia che hanno vinto i cittadini. Nelle scorse settimane erano state presentate le firme raccolte con l'aiuto dell'Associazione Comuni della Marca. Ci rincontreremo noi sindaci della provincia di Treviso interessati da questa chiusura, come abbiamo sempre fatto attraverso l'Associazione Comuni Marca Treviso. Abbiamo sempre condiviso qualsiasi scelta perché non si tratta di difendere un ufficio postale a discapito di un altro, di un diverso comune, ma quello di sostenere in maniera compatta la necessità di mantenere i servizi sui nostri comuni, nei nostri territori.